Indagini concluse nella mattinata con un'operazione svolta dalla squadra mobile di Crotone, dalla squadra mobile di Catanzaro, dal servizio centrale operativo, che attestano sotto la direzione della Procura distrettuale antimafia di Catanzaro l'esistenza di un link fortissimo, di un collegamento tra l''ndrangheta di Rocca di Neto e soggetti operanti addirittura negli Stati Uniti, segnatamente nella zona di Long Island. Un'operazione condotta in assoluta sinergia con l'FBI, la Direzione Centrale Anticrimine, il Servizio Centrale Operativo, nell'ambito del cosiddetto protocollo Panton, ha operato questa mattina in entrambe le realtà territoriali e ha portato questa operazione al fermo di 18 indagati. È significativo rappresentare come le attività estorsive sia in territorio calabrese che in territorio estero non siano state oggetto di alcuna denuncia e come questa organizzazione abbia degli interessi che vanno ben oltre il semplice territorio nazionale. È una dimostrazione della potenza militare dell''ndrangheta calabrese che si è espansa e che è andata oltre ogni limite sotto il profilo della delocalizzazione. Traffico di stupefacenti, associazione a delinquere di stampo mafiosa, armi, gestione di piazze di spaccio, attività che comunque è ormai divenuta ad appannaggio e scelta in maniera proprio esclusiva da tutte le organizzazioni criminali mafiose, perché produce enorme ricchezza e consente poi di ottenere un, come dire, riciclaggio abbastanza utile economicamente di proventi massivi di queste attività di diffusione, diciamo, al dettaglio di sostanze stupefacenti.